Recitando che cos'è? Recitando è un progetto, una visione, un percorso che noi offriamo a tutte quelle persone che vogliono avvicinarsi al teatro, al cinema, alla comunicazione o fare semplicemente un percorso di conoscenza di se stessi. Abbiamo i percorsi di acting, che sono dei percorsi dedicati soprattutto al linguaggio teatrale, per cui al percorso dell'attore sul palcoscenico, e sono suddivisi in 3 fasi. Il percorso base per chi sta iniziando, vuole scoprire proprio l'ABC dell'attore, e soprattutto noi spingiamo tantissimo sulla capacità di lasciarsi andare, trovare la libertà di esprimersi. Alla fine ci sarà una lezione aperta, ma solo per gli amici. Invece ci sarà successivamente l'acting intermedio, che è un percorso più specifico in cui si lavora meglio sulla costruzione del personaggio e su quelle tecniche che servono per affrontare il palcoscenico, il pubblico e il testo. Anche qua ci sarà lo spazio dedicato alla recitazione cinematografica. Infine l'acting avanzato è invece un percorso su chiamata. Ci saranno degli allievi all'interno di tutti i percorsi di recitazione che verranno chiamati per aderire a un progetto in cui c'è il percorso di formazione molto più serrato e specifico, e poi la messa in scena di uno spettacolo rappresentato più volte all'interno dell'anno. Poi c'è il percorso di cinema, per cui l'acting cinematografica. Quest'anno ci sarà il percorso base aperto a tutte le persone a partire dai 14 anni in su, per cui non ci sarà la suddivisione a ragazzi adulti, e sarà il primo approccio al lavoro dell'attore con la macchina da presa, per cui come funzionano le emozioni, il respiro, lo sguardo, il corpo e la voce. L'acting di cinema, per cui di recitazione cinematografica intermedio, è un percorso più avanzato in cui si affronteranno scene tratte da film o serie TV, si lavora ancora di più nell'aderire ai personaggi e alla fine si costruirà un piccolo cortometraggio. Poi ci sarà l'acting di commedia dell'arte, un percorso specifico su questa tipologia di recitazione, molto utile per scoprire quelli che sono i tempi del corpo, del respiro e della comicità. Sarà condotto da Bruna Laura Filippini, e sempre Bruna Laura Filippini condurrà l'acting regia, dedicato a tutte quelle persone che invece non vogliono stare sul palcoscenico, ma bensì costruire attraverso la propria immaginazione uno spettacolo su un testo, lavorare con degli attori, e ci saranno anche delle informazioni per quanto riguarda la costruzione del piano luci, aspetto fondamentale per la riuscita di uno spettacolo. Poi ci saranno i percorsi dedicati alla voce, per cui ci sarà Acting Voice condotto da Ambra Goffi, che è un percorso in cui si studia la voce, per cui come funziona la voce, quali sono i colori della voce, e attraverso la voce e le tecniche del canto arrivare a costruire i personaggi, per cui i colori della voce per arrivare al personaggio. Poi abbiamo l'acting dizione e lettura espressiva condotto da Renata Straguadagno, che invece attraverso le regole della dizione e le regole per imparare a leggere correttamente formerà un percorso divertente ma utile non solo per chi vuole lavorare su un palcoscenico o davanti alla macchina da presa. Infine da quest'anno avremo l'acting communication, cioè un percorso di public speaking per parlare al pubblico. Ci sarà il percorso istituzionale, per cui un corso all'interno della settimana, e poi invece ci saranno i percorsi individuali o per piccoli gruppi su richiesta. Per tutte queste informazioni dovete scriverci a segreteria@recitando.it oppure visitare il sito www.recitando.it. Vi ricordo in chiusura che abbiamo anche dei fantastici workshop che partiranno a settembre, che saranno la satira Tifa per l'iceberg, condotto dalla Ire Tortora, e Skills Emotions, 5 giornate dedicate allo studio delle emozioni. Infine avremo la produzione di diversi spettacoli. Io sono Vittorio Attene e ti ringrazio per l'attenzione e ti aspetto qui a Recitando. E per finire, il 25 settembre ci sarà appunto l'Open Day, in cui presenteremo tutti i corsi di cui vi ho parlato in questo video.